Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Cari amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo venerdì 26 marzo vi auguriamo un buon ascolto. Iniziamo anche questo nuovo appuntamento dagli amici dell'Ariete. Sentimentalmente siete in pieno fermento, l'umore risente delle grandi novità. In generale per voi però l'unica costante dell'universo è il cambiamento. Un pizzico di buona sorte potrebbe portare nuove entrate. Tempo di un bel regalo quindi anche per far felice chiamate. Toro, il passaggio odierno della luna in Vergine è un vero toccasana per le molte difficoltà pratiche che vi tolgono il sonno e la tranquillità in questo periodo. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Gemelli, a causa della luna in Vergine le vostre iniziative professionali almeno temporaneamente sono in fase di revisione anche a causa di impedimenti e cavilli. Un problema familiare affrontato finora con troppa leggerezza, vostro malgrado necessita ora di essere rivisto. Cancro, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono idee ambiziose da realizzare o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace, favoriscono l'intesa sia in famiglia sia nella professione. Leone, cari amici del Leone, cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie. Vergine, con la luna e Urano propizi, gli impegni quotidiani procedono con grande soddisfazione. Una novità sul lavoro può aprire per voi nuove prospettive nella carriera. Sorprese e soluzioni inaspettate arrivano a colorare la vostra giornata. L'irrazionalità abbatte oggi la logica scettica. Bilancia, sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche abitudine poco salutare. Qualcuno a voi vicino chiede conforto, migliorate la qualità del rapporto esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, ottime promesse per la vostra attività, cari amici. Oggi lo spirito di collaborazione alla meglio, archiviate ogni disaccordo e procedete dritti. Venerdì favorevole che fa risaltare l'aspetto rassicurante della vostra routine, tutto in ordine, ogni cosa è al suo posto. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato del giorno sono nervosismo, umore nero e insofferenza. Laddove occorrerebbe ordine e sistematicità, apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico. Capricorno, atmosfera ideale per voi per concedervi una passeggiatina energizzante, ritemprarvi a contatto con la natura, magari con del giardinaggio, praticare sport o curare il vostro benessere. Vi attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità ritrovata nella vita di relazione. Acquario, nel clima movimentato è benvenuto un giorno di pausa per fare il punto della situazione prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi quindi di casa, faccende e finanze, tirando le somme poi potreste scoprire una gradita sorpresa. Pesci, la luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su nuovi progetti, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Un aiuto provvidenziale arriva a togliervi dagli impicci, ribadendo il principio che non bisogna mai disperare. È tutto quindi per le stelle di Radio.0 in questo venerdì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0